Signore e signori, buonasera. Ci troviamo allo Spazio Made nel comune di Luni, dove stasera si svolgerà la festa del interprovinciale di ciclismo della provincia di La Spezia e Massa Carrara. A questo punto iniziamo con la serata e con la presenza dei nostri ospiti. Let's go back to the world of the seven seas, where fishes in the air jump for Santa Breeze, where fishermen in water make sure that you'll be. L'avvocato Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, che ha ospitato questa bella manifestazione qui nello Spazio Made. Credo che la prima volta che due province si uniscono per una manifestazione così importante, credo veramente tanta partecipazione, sia soddisfatto. Sono molto soddisfatto e devo dire che il ciclismo ha saputo superare la linea gotica che ha sempre diviso la Toscana dalla Liguria. È il primo evento che abbiamo l'onore di ospitare a livello interprovinciale e interregionale. Io ne sono molto onorato, sia per la location, sia per l'importanza dell'evento, che per il riconoscimento che ci viene dato. Noi siamo un piccolo comune che ha sempre impegnato le proprie risorse a sostegno del ciclismo. Noi siamo fra gli organizzatori e sostenitori del Giro della Lunigiana, quindi questa presenza qui ci onora, ci gratifica, in qualche maniera ci rende anche un pochino di merito per il nostro sforzo a sostegno del ciclismo. Quindi veramente grazie agli organizzatori e viva il ciclismo. Dobbiamo dire che l'impegno del comune di Luni, ricordiamo ex Ortonovo, ora si chiama Luni, è sempre stato importante per il ciclismo, e ancora una volta credo sia dimostrato che in questa zona il ciclismo è sentitissimo. Noi abbiamo il ciclismo nel DNA. Io ricordo due grandi squadre che a volte si fronteggiavano, il Casano e il Serravalle, tanti campioni che non cito perché ne dimenticherei sicuramente qualcuno. Quindi sì, noi abbiamo una grande tradizione ciclistica che qualche volta ha sfornato anche qualche campione, anche qualche professionista, e quindi l'evento di oggi è assolutamente in linea con quella che è la nostra tradizione e con quello che è il sentire della nostra gente. Ecco perché salutiamo con particolare piacere questo evento, proprio perché in qualche maniera appaga e ripaga a tanti nostri concittadini che sono appassionati di ciclismo. Hear what you want to hear. I made myself so clear. I wake up thinking that I should be happy, but who the hell are you? Everything is said and done, beat and gun, don't you know? Everything is said and done, beat and gun, don't you know? Everything is said and done, beat and gun, don't you know? Hear what you want to hear. I made my Maurizio Taddei, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana per La Spezia. È una iniziativa forse unica, quella che avete allestito quest'oggi qui allo Spazio Made, ma credo che il risultato vi abbia ampiamente ripagato per lo sforzo che avete fatto. Certamente siamo stati molto soddisfatti, anche perché ho visto molta gente, molta partecipazione. Sono ritornati anche delle società che un tempo ci avevano tenuto un po' in disparte, però sono rientrati. Rientrando ci hanno fatto molto piacere. L'unica dispiaciuti per via del discorso della challenge, che era una corsa, sono 6 corse allestite per i juniores, e purtroppo la società che ha vinto non è venuta, però ci sono delle motivazioni, quindi noi accettiamo lo stesso e speriamo che la prossimo anno sia diverso. A questo punto è anche un momento di bilanci, sia per il 2017 che si è concluso, che per quello che riguarda le prospettive per il 2018. Soddisfatto, abbiamo sentito, per quello che è successo nel 2017. Sì, molto soddisfatto anche perché abbiamo visto partecipazione di squadre anche dalla Lombardia e anche dall'Emilia.
speriamo il prossimo anno, questo 18 che sta partendo, che abbiamo allestito lo stesso 6 gare per il Juniores, vedremo come poterlo realizzare, perché oggi purtroppo lo sappiamo tutti che per organizzare gare è molto difficoltoso, ci sono tante problematiche, però abbiamo cercato di tenere conto anche della provincia, che era presente il presidente con la provincia di Massa, per vedere insomma di fargli capire che ci siamo anche noi e che vogliamo essere considerati. Il fiore all'occhiello, diciamo, della provincia è il Giro della Lunigiana. Anche quest'anno, pur con qualche problema di calendario, visto che le prime tappe saranno nel mese di agosto, però mi sembra che sarà puntualmente, si svolgerà puntualmente anche quest'anno. Sì, si svolgerà puntualmente, infatti avevo invitato anche il presidente dell'Unigiana, Alessandro Coppola, però per impegni già presi non è potuto venire. Comunque noi siamo consapevoli che il Giro della Lunigiana in qualche modo, in che modo non lo sappiamo, ma lo faremo, perché è un fiore all'occhiello che veramente ci manca. All the 7 seas, where fishes in the air, jump for Santa Breeze, where fishermen in the water, make sure that you'll be free. The different where they see, the many where they ask, the different where to be, different where to wear a mask. Someone climb while someone crash. Some men smash when they see someone smile, and some men smile because someone's cry. Men can come back in home, cause in time profits higher to become Macintosh, Microsoft Corporation, and bring gold back in home. Diamonds for wife and daughter to give for when they're gone, to their sons and the nation that is spending lifetime to bring. Ferdinando Braconi, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Massa Carrara. Dicevo prima, è la prima volta che due province, tra l'altro di 2 regioni diverse, si uniscono per una manifestazione di questo genere. Abbiamo visto tantissima gente, tanta partecipazione e soprattutto abbiamo visto tanto entusiasmo. Da come hanno risposto le società, le famiglie, gli atleti, ci riteniamo soddisfatti di questa prima festa interprovinciale. Come ho detto nel mio intervento, le motivazioni di questa novità nel panorama ciclistico della federazione è quella di mandare un messaggio, di superare i confini territoriali, ma di unire le forze per poter ancora meglio fare per lo sviluppo del nostro sport, dello sport del ciclismo. Come dicevo prima col presidente della provincia di La Spezia, soddisfatto del 2017, di quello che sono stati i risultati ottenuti dalla provincia, in provincia di Massa Carrara? Sì, diciamo che abbiamo riconfermato quello che è stata l'attività degli ultimi anni. Noi come comitato eravamo al primo mandato, abbiamo seguito le squadre nelle loro attività organizzative, di attività agonistica. Abbiamo cercato insieme alle società di iniziare un percorso per favorire una maggiore collaborazione con le stesse società e per promuovere ulteriormente progetti per avvicinare soprattutto i giovanissimi alla pratica di questo sport bellissimo che appassiona tutti quanti. A questo punto si parla già del 2018 e i programmi quali sono? Il 2018 è alle porte, o meglio per alcune categorie è già iniziato, sono in preparazione e nel nostro ambito provinciale abbiamo delle novità importanti, un ritorno all'attività agonistica da parte di una società storica della nostra provincia, il Mobi Liberty, che ritorna con compagine di allievi. Ci sono state conferme da parte delle altre società nel loro impegno importante
per continuare un'attività storica, penso al Velo Club, allo Stradella, allo stesso Cinquale. Quindi noi siamo con le società impegnati, quantomeno con le nostre forze che abbiamo, a sostenere il loro impegno a favore dell'attività giovanile. Però vorrei ricordare anche l'attività amatoriale, perché io spesso cito gli amatori come esempio da imitare, perché il ciclismo non ha età. Ci sono persone nella nostra realtà provinciale che a 80 anni vanno ancora in bicicletta, e questo i giovani devono guardare loro come a queste figure importanti da prendere come esempio per lo sport come scuola di vita. Dottor Simone Mannelli, presidente del Collegio dei Revisori della Federazione Ciclistica Italiana, a livello nazionale, ma soprattutto dobbiamo dire quest'oggi sei stato forse colui che ha stimolato e indotto due province vicine, non sempre così amiche in passato, a allestire questa manifestazione che credo veramente sia qualcosa di innovativo e anche di importante a livello ciclistico. Ti ringrazio della considerazione. Sì, in parte è vero, anzi diciamo due province che in altri sport sono proprio nemiche, non poco amiche, mentre invece nel ciclismo, visto che è uno sport che unisce, il rapporto c'è sempre stato, però questo rapporto, diciamo così, si è rinforzato, si è rinsaldato con l'idea che quella effettivamente, me ne assumo la paternità, della possibilità di mettere a disposizione anche delle società di massa la struttura che il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica di Spezia ha avuto incomodato da parte di Leonardo SPA, che è la ex Ottomelara, di un impianto dove venivano testati i carri armati quando venivano appunto costruiti alla Spezia, che è nel comune di Sarzana. Quest'area qui si adibisce benissimo a ciclodromo, perché c'è un anello asfaltato di oltre 1 chilometro che per i bambini e anche per gli esordienti, magari per fare la preparazione, è veramente perfetto, al riparo da pericoli, da rischi. E questo, diciamo così, questa apertura e questa disponibilità ha creato questo rapporto, questa sinergia tra i due comitati provinciali. Sinergia che anche nell'ottica della federazione è positiva, perché si vanno a ottimizzare i costi, si vanno a ottimizzare le risorse, si cerca di organizzare manifestazioni non concomitanti in modo da limitare anche le trasferte per le società sia spezzine che massesi. Quindi, diciamo così, oggi è secondo me una grande giornata per il ciclismo in generale, soprattutto per quello spezzino e quello massese. Mi sei quasi entrato in argomento da solo. Hai parlato di bilanci. Il bilancio della Federazione Ciclistica Italiana purtroppo ha indotto anche la federazione ad aumentare alcuni costi di tesseramento, ha indotto qualcuno anche a pensare che i costi sono aumentati in maniera spropositata. Ecco, visto che sei stato uno di quelli che quello che vede le cose dall'interno, forse il maggior responsabile, ci puoi dire qualcosa e spiegare anche a coloro che ci ascolta il perché siamo a questo punto e, diciamo, come mai la federazione è stata costretta ad assumere certe decisioni?
Allora, innanzitutto voglio rassicurare tutti dicendo che il bilancio della federazione non è in condizioni così critiche come è emerso in talune diciamo così, situazioni. Si è venuta a creare una situazione di deficit patrimoniale che dovrà essere ripianato a seguito di variazioni nelle modalità di contabilizzazione di determinate voci di bilancio, i famosi principi contabili che da un anno all'altro sono cambiati. Il discorso invece dell'aumento delle tessere è dovuto soprattutto al fatto che adesso la federazione è considerata un ente pubblico, quindi non può erogare servizi in cui, diciamo così, non abbia la copertura dei costi. Questo vale per le tessere dei giovanissimi che abbiamo dovuto portare a 25 euro, considerando che 25 euro è il costo dell'assicurazione di ogni tessera. Vale per il discorso dei dirigenti che magari la maggior parte delle persone non lo sa, ma tutti i dirigenti hanno una copertura assicurativa che li tutela in caso, diciamo così, di responsabilità in qualità di dirigente. E poi purtroppo il problema è che non si riesce a reperire sponsor, o perlomeno non si riesce a reperire una quantità di sponsor che possa, diciamo così, supportare maggiormente l'attività. Però quello che posso garantire è che l'attività è diciamo così coperta, e fortunatamente anche i risultati sono venuti, e questa è la cosa più importante, visto che l'obiettivo della federazione è quello di fare i risultati. A proposito di risultati, abbiamo visto che anche il CONI ha ampiamente riconosciuto i risultati ottenuti dalla Federazione Ciclistica Italiana. Assolutamente sì, il nostro presidente federale Di Rocco si è battuto per fare in modo che anche i contributi del CONI vengano riparametrati con un maggior peso dei risultati. In parte ci siamo riusciti e sta continuando su questa strada. Torniamo a questa giornata, questo spazio Made dove è stata allestita questa manifestazione. Credo che sia una location favolosa che siete riusciti ad avere per questa serata. Assolutamente sì, questa è un'ex segheria di marmo che con un progetto di archeologia industriale è stata recuperata e adibita a spazio eventi. Il nostro rapporto con il titolare è nato quest'estate perché ha contattato la Federazione Ciclistica Italiana perché è interessato a fare una pista in fuoristrada nella zona prospicente. Quindi di lì è nato il rapporto e magari fra qualche tempo nascerà un altro impianto nella provincia della Spezia. Allora grazie, l'appuntamento credo sia l'anno prossimo per una manifestazione più o meno similare. Assolutamente sì, ma prima ci sono tutte le gare che partiranno. Il calendario spezzino partirà la Gran Fondo del Tarros il 25 di marzo e poi il circuito della Madonnina il 2 di aprile.
E a questo punto dallo spazio Made del comune di Luni è tutto, buonasera a tutti. When everybody's still at my dawn of a new day.